Una riflessione che guida tutta questa esperienza del capitolo generale parte da una meditazione profonda. Per guardare al futuro bisogna guardare le radici profonde dei salesiani. Quali sono le parole chiave che possiamo oggi riprendere? Innanzitutto io cerco di essere molto fedele a quello che è stato il grande tema scelto per il capitolo. Appassionati per Gesù Cristo, dedicati ai giovani, e soprattutto il fatto di aver fatto la scelta di venire di nuovo a Valdocco, vuol dire la culla del carisma dove tutto è nato, dove si è sviluppato anche il carisma nelle sue diverse dimensioni. Questo ci aiuta davvero a avere la capacità di guardare con molto coraggio, con molto realismo la situazione attuale del mondo, ma soprattutto la situazione in cui vivono i giovani che sono i destinatari della nostra missione, ma dove si vive lo stesso carisma, nella diversità, in un momento non facile come quello che stiamo vivendo. E la riflessione è molto orientata a cercare di trovare ovviamente nel Vangelo e in quello che è stato il vissuto di Don Bosco, ma soprattutto il suo progetto, il progetto apostolico come lui ce lo ha lasciato nelle Costituzioni, che ovviamente è stato rinnovato alla luce del Concilio Vaticano II. Allora la mia riflessione cerca di trovare la risposta proprio alle nuove sfide e anche per accogliere positivamente le opportunità che ci offre il contesto attuale, in questo che è la ricchezza del nostro carisma, che, come dico, da una parte la storia, la pedagogia, la santità di Don Bosco, ma molto in concreto il suo progetto apostolico. C'è una linea di pensiero che mi pare cominci un po' a configurarsi. È importante il gruppo dei salesiani, la comunità, la congregazione, ma c'è necessità di un forte richiamo alla identità precisa di ogni salesiano, la sua chiamata personale, da qui anche una ricerca di spiritualità più forte di ciascuno. Non c'è dubbio che noi siamo da una parte chiamati, potrei dire la parola vocati, vocazione, nel senso che ciascuno di noi è una persona chiamata, ma siamo convocati, vuol dire siamo chiamati insieme ad altri, ed è quello che ci fa stare insieme come congregazione, contemplando insieme la realtà odierna, interpretandola alla luce del Vangelo e delle Costituzioni e trovare la risposta, no? Ecco, la identità carismatica è importante come prima di tutto come una scelta personale di vita, perché la identità, io lo ripeto una e l'altra volta, è frutto della identificazione. Io sono tanto salesiano quanto più mi identifico con Don Bosco, concretamente con il suo progetto apostolico. Vuol dire non una questione intellettuale di conoscimento, né manco meramente affettivo-sentimentale. È una autentica conformazione, quasi direi consiste in fare propria l'esperienza del Spirito Santo che Don Bosco fece. Da questo punto di vista è indelegabile, ciascuno ha la propria responsabilità e ciascuno deve fare questo lavoro di crescere in identità, crescendo sempre più in una maggiore identificazione. Nel contempo siamo chiamati vicendevolmente a nutrirci, a unirci, a sopportarci. Anzi, una delle linee che il Rettor Maggiore aveva collocato, quasi direi la prima dei 3 nuclei in cui ha voluto sviluppare il tema, era proprio la cura di ciascuno dei confratelli,
Che cosa significa? Allora che importa non soltanto il dire io penso di avere una buona identità salesiana, ma è importante che ci prendiamo cura degli altri in forma tale che la comunità come tale sia quella che meglio può rispecchiare l'identità carismatica salesiana, che dopo ovviamente ha il suo punto di traduzione nella missione. L'espressione centrale della vocazione salesiana è dammi l'anima delle persone, dammi animas. Ma il salesiano si sente, oggi l'ha ricordato anche nella riflessione, uno in grado di rispondere a questa chiamata, garantire a Dio che questo è un impegno che può sostenere. È tremendo, fa tremare le vene ai polsi, come si dice. Come affrontare questo? Ecco, la prima cosa è prendere consapevolezza che il Dammi Animas è una preghiera in cui noi ci rivolgiamo a Dio chiedendole che abbia la fiducia di fidarsi di noi, come affidandoci i giovani di tutto il mondo per assicurare che raggiungeranno la salvezza a cui Dio li ha destinati, li ha chiamati. È una responsabilità infinita. Ecco, per cui dico, nella misura in cui c'è la consapevolezza, a più ragione noi, proprio perché prima ci siamo sentiti profondamente amati, appassionatamente amati da Dio, possiamo allora comunicare quello stesso amore ai giovani e dunque poter aiutare affinché possa realizzarsi quello che è il grande disegno di Dio, che in fondo è la loro pienezza di vita, la loro felicità, la loro santità, la loro salvezza. Questo in un tempo in cui ai giovani mancano le speranze. Anche il Giubileo rilancia questa necessità di alimentare soprattutto le nuove generazioni di speranza. Don Bosco che consigli darebbe oggi? Io dicevo che Don Bosco risveglierebbe la speranza dei giovani. E la prima forma di farlo è con quello che è la preventività, cioè cercare veramente di stare vicino ai giovani per evitare che cadano in esperienze negative. Oggi sembrerebbe che tutto è giustificato, no? Che possano fare qualsiasi tipo di esperienza. Un educatore non può restare indifferente alle esperienze che stanno facendo i ragazzi. La prima cosa è cercare di evitare quelle cose. Nel contempo aiutare a che sviluppino tutte le loro energie divine, tutti i loro talenti, che prendano la loro vita nelle loro mani per fare un capolavoro. Ecco perché Don Bosco che cosa faceva? Don Bosco prima di tutto li faceva sognare, e gli offriva i sogni di Dio, offriva la possibilità di diventare di tal forma protagonisti, in forma tale che potessero diventare quello che sono chiamati ad essere, anche una ricchezza e un futuro per loro, per le loro famiglie, per la loro città, per tutto il mondo, per l'umanità. A me piace dire che i ragazzi sono il futuro nella misura in cui sono il presente. Vuol dire nella misura in cui nel presente possono usufruire di opportunità di educazione, di formazione professionale di alto livello, di lavoro, diventeranno davvero un'autentica ricchezza e dunque un futuro. Da persona che è stata padre e lo è tuttora moralmente dell'intera salesianità, che cosa auspicherebbe da questo capitolo generale? Quali sono i nodi che bisogna affrontare con maggiore forza e trovare delle risposte? La prima cosa è saper leggere una situazione molto variegata, essere salesiano in un'Europa in cui il numero di ragazzi diminuisce, in cui la cultura diventa sempre più post-cristiana. La vocazione salesiana, come tutta la vita consacrata, è meno attirante che nel passato. Che cosa vuol dire? Dovremo imparare ad essere comunità minoritarie, minoranze creative,
Allora non dipenderà dalla grande struttura, non dipenderà dai numeri che abbiamo, ma da una presenza altamente significativa che è quella che permetterà che continui ad essere pastoralmente feconda e vocazionalmente anche capace di rigenerarsi. In altre parti, per esempio l'Africa, dove c'è al rovescio un grande dinamismo, una grande vitalità, quello che importa lì in quel caso, per esempio, è che effettivamente ci sia una crescita anche in questa identità carismatica salesiana, in questa capacità di inculturare il carisma in forma che il carisma si arricchisca con nuove forme di espressione tipiche di ogni cultura. E si può dire lo stesso dell'Asia, specialmente dell'Asia Sud, dove noi abbiamo in India ancora la presenza più numerosa di salesiani di tutta la congregazione e dove loro continuano a portare avanti da una parte ancora grande dinamismo, vitalità e dall'altra parte il bisogno sempre di prendersi cura per presenze sempre più significative. E così la presenza non può essere unitaria nel senso che dovremo concludere questo capitolo con la coscienza veramente di essere persone che sono state talmente conquistate da Dio da diventare appassionati per Gesù Cristo e la capacità di condividere questo amore ai giovani, dunque con una dedizione totale a loro. La forma in cui dopo, nella varietà dei contesti, si deve vivere è una cosa che per forza deve essere così, perché, torno a dire, la situazione veramente è molto diversa. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.